È stata una manifestazione molto dura quest'anno perché il meteo ci ha messo in grave difficoltà, però ci siamo riusciti molto bene perché 172 concorrenti totali, di cui 171 partenti effettivi, sono stati veramente tanti da gestire. Sì, è un patrocinio che da diversi anni concediamo perché è un evento, l'evento dell'anno, possiamo dire, sul territorio trevigiano. Conclude l'anno e quindi una grande festa. È un patrocinio meritato per quanto riguarda questa organizzazione perché tutto lo staff è uno staff di persone preparate, persone che vogliono fare una grande festa e ci riescono una festa sportiva, ma una festa a cominciare anche dall'incontro alla sera del sabato allo Spiedo per vedere poi quella che è la manifestazione in tutti i sensi sportiva. Ma è molto importante perché questa è l'unica gara che noi facciamo nel nord d'Italia. Purtroppo non è facile trovare la terra da queste parti e quindi il fatto di poter venire a dicembre, chiusura d'anno, in un contesto gioioso e bellissimo come questo qui, a correre è un fatto molto importante. Lo è anche perché una buona parte dei nostri piloti sono veneti, sono comunque diciamo della zona, di questa zona, e quindi il poter correre vicino e non necessariamente anche in Toscana o nelle Marche dove ci sono le altre gare è un qualcosa che dà del valore aggiunto. Sono molto contento per questa vittoria, è stata per me una gara molto bella. Ogni volta che riesco a partecipare al Prealpi sono molto contento, un'atmosfera come sempre speciale. Una prova che in questi giorni è stato parecchio difficile, però tutto sommato diciamo, le condizioni sono state migliori di quelle che mi sarei aspettato. Sicuramente un grandissimo evento, un weekend che ha portato un sacco di gente nel nostro territorio, nel nostro comune e anche nel comune di Sernaglia e Pieve. È un weekend bellissimo per gli spettatori, forse per chi ha corso un po' meno, nel senso che è stato molto martoriato dal punto di vista del tempo, però veramente un indotto molto importante che ha interessato le nostre attività, i nostri bar, le associazioni, e tutti si sono impegnati per la riuscita di questo evento, di questo weekend.